Quarta corsa, cavalli di 3 anni, ben 12 al via, non vincitori di 3.000 euro in carriera, 1 Callas, 2 Kaljawai AS, 3 Chloe Risaya TRGF, 4 Camara S, 5 Carisma di No, 6 Coda di Lupo, in seconda fila 7 Carolina V, Celine DNG, 9 Countdown C, 10 Cagliostro Call, 11 Cave Tony, 12 Chanel DVS. Veloci Carisma di No e Camaro S, poi di dentro anche Chloe Risaya TRGF. Prima curva con Camaro S che prende il comando, con all'esterno Carisma di No che lo attacca. Numero 2 Kaljawai S squalificato. L'errore di Kaljawai S, 14 primi 200 metri, alla fine Marco Stefani decide di ripiegare in terza posizione lungo la corda. Si mantiene seconda Chloe Risaya TRGF con Tommaso Gambino, mentre avanza al largo Maurizio Cheli con Cagliostro Call. 16-4 ha rallentato Alessandro Gocciadoro, 31 il primo quarto, ne approfitta Cagliostro Call per avanzare al largo e arrivare ai fianchi della battistrada che arriva ai 600 in 47-4. Siamo al passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Camaro AS affiancata da Cagliostro Call, poi l'altra pariglia con Chloe Risaya TRGF con all'esterno Coda di Lupo, poi Carisma di No con ai fianchi Carolina AV. Giro in 1-2-3, 14-9, la frazione qui davanti alle tribune da parte di questa figlia di Vivid Wise S che conduce fin dal via. Con Alessandro Gocciadoro versione catch, arriva al chilometro in 1.17.6, all'esterno si industria sempre Cagliostro Call. Poi Coda di Lupo in leggera difficoltà, rompe Cagliostro Call, rimane così scoperta Coda di Lupo 10, che però è stanca. Cagliostro Call, sempre seconda Chloe Risaya TRGF a precedere, ma viene infilata di dentro Chloe Risaya da Carisma di No. Non riesce però a passare completamente, probabilmente con la ruota Marco Stefani. Intanto ne approfitta Camaro S per prendere il largo. Ultima curva passata in 15-3, retta d'arrivo. Camaro S allunga ancora su Carisma di No. Camaro S un po' in difficoltà, ci prova Carisma di No, ultimi SI. 50 metri, attacca Carisma di No, Camaro S si difende, Camaro S che si difende su Carisma di No, mentre all'interno probabilmente Celine DNG alla meglio su Chloe Risaya TRGF. Alla fine vittoria di Camaro S, Alessandro Gocciadolo, il training di Nicola Merela per la scuderia Il Moro, questa figlia di Vivid Wise S in percorso di testa. Viene sollecitato in arrivo per respingere l'attacco, pollatogli da una valida Carisma di No, che aveva infilato di dentro Chloe Risaya TRGF sull'ultima curva. Vediamo finire forte la figlia di Nesta F, ma può essere solamente seconda, mentre rivediamo la lotta per il terzo posto, probabilmente di dentro Celine DNG alla meglio per il terzo posto.